Dal 2009 a oggi ha collezionato ben 44 fotosegnalazioni. È stato nuovamente avvistato nella città giardino Sobi Maiti, trentenne tunisino noto come il terrore di Marghera per le sue numerose aggressioni ai danni dei passanti, a volte a scopo di rapina, altre per motivi incomprensibili. Le segnalazioni che lo indicano come tornato dalle nostre parti sono più d'una, allarga le braccia il presidente della municipalità Gianfranco Bettin. Se confermate ci troveremo di fronte a una situazione a dir poco surreale. Un personaggio che è stato continuamente fermato, anche arrestato, poi liberato dopo pochissimo tempo, che aggredisce chiunque, persone che incontra per strada quando è via di testa, come sembra, che potrebbe aver bisogno anche di un trattamento di tipo sanitario e psichiatrico, ma che certamente ha bisogno di essere messo in condizione di non nuocere, che sembra sia tornato a seminare il panico qua in città. Lo scorso aprile il personaggio in questione era stato rintracciato dal commissariato di Marghera e scortato dagli agenti al CPR di Torino, da dove avrebbero dovuto riaccompagnarlo in Tunisia. Ma il suo paese non lo riconosce come proprio cittadino e quindi dopo la scadenza del termine massimo di 90 giorni è tornato in libertà. Se davvero è di nuovo qui, scandisce Bettin, chiediamo che venga immediatamente ripreso, messo in condizioni di non nuocere e allontanato, come sarebbe già dovuto succedere.